Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Medi Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta caffè Lavazza crema e gusto 2 per 250 grammi a €6,99. Bracciole di suino a €5,49 al chilo. Carne Simmental 2 per 215 grammi a €5,99. Gelato La Cremeria Motta vari gusti 500 grammi a €1,99. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Villa Grande, che sta vivendo un'emergenza idrica perché le alte temperature e l'assenza di precipitazioni stanno mettendo sotto pressione le fonti di approvvigionamento, e mentre il comune richiama i cittadini a un uso responsabile dell'acqua, limitando agli impieghi essenziali e in particolare al consumo umano. A peggiorare la situazione è stato il furto nell'ultima settimana di 2 pompe dell'impianto di sollevamento della rete idrica, un episodio che ha compromesso il livello delle riserve nei serbatoi. Per consentire dunque il ripristino delle scorte, fa sapere l'amministrazione comunale, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa in via precauzionale questa notte, ma anche la notte scorsa, dalle 20:30 alle 6 del mattino. Il comune invita la popolazione a limitare i consumi e a utilizzare l'acqua esclusivamente per gli usi essenziali. Sul furto delle pompe, invece, l'amministrazione confida nell'intervento delle autorità competenti. Andiamo avanti, ci spostiamo ora a Barisardo perché prosegue il potenziamento delle aree di sosta nell'ambito del progetto Bari Next. L'intervento prevede non solo l'aumento degli stalli ma anche una riqualificazione degli spazi con nuovi alberi e aree verdi pensati anche per garantire maggiore ombreggiatura. Nuovi posti auto sono stati realizzati davanti al comune con la nuova fermata dell'autobus nei pressi della farmacia e in Piazza Repubblica. A questi si aggiungono i 40 posti della nuova area parcheggio di via Copernico, già accessibile e realizzata grazie a un accordo con la parrocchia.
Secondo l'amministrazione, la nuova area contribuirà a migliorare l'ordine e la sicurezza stradale, offrendo una soluzione funzionale anche alle attività commerciali della zona. Gli interventi sul verde interessano inoltre anche Buche Strumpu, la nuova rotatoria della zona artigianale PIP, lo spartitraffico di via Leonardo da Vinci e le aree parcheggio del comune e di via Venezia. Andiamo avanti con il notiziario, ci spostiamo ora a Tertenia perché una tartaruga marina caretta ha scelto la spiaggia di Fogimanna per deporre le uova. La segnalazione è arrivata nella notte alla Guardia Costiera di Arbatax da alcuni cittadini e turisti che hanno assistito alla presenza dell'animale sulla spiaggia. All'alba sono intervenuti gli agenti della base navale di Arbatax e della stazione forestale di Ierzu insieme alla Guardia Costiera e con il supporto di una squadra di Forestas. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza per proteggere il nido da predatori e possibili disturbi. Nei prossimi giorni i ricercatori del Centro di Recupero del SINIS, riferimento scientifico della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, effettueranno un sopralluogo e installeranno la strumentazione per monitorare la cova, compresi sensori di temperatura e fotocamere. L'incubazione durerà circa 45-60 giorni in base alle condizioni ambientali e il sito sarà sorvegliato dal Corpo Forestale. Intanto, sempre nell'ambito della tutela delle tartarughe marine, è stato programmato per venerdì 7 agosto il ritorno in mare di Harry, un esemplare di caretta recuperato il 21 gennaio sulla spiaggia di Arbatax durante il ciclone che ha colpito la costa orientale. La tartaruga era rimasta impigliata in cordame, reti frangivento in un palo di legno lungo circa 2 metri. Dopo il recupero l'animale è stato trasferito al centro di recupero del SINIS, dove ha trascorso diversi mesi di riabilitazione. Harry è un esemplare subadulto con un carapace di 56 cm e un peso superiore ai 20 kg. Dopo le cure e il monitoraggio delle condizioni fisiologiche è stato giudicato pronto per tornare in libertà, quindi il rilascio è previsto venerdì mattina sulla spiaggia di Orré. Ci spostiamo ora alla Lanusei perché la biblioteca comunale si sposta per un pomeriggio alla settimana nel Bosco Seleni. L'iniziativa è partita ieri e proseguirà fino al 15 settembre e permetterà di unire lettura, cultura e natura in uno dei luoghi simbolo del patrimonio naturalistico e storico di Lanusei. Ogni martedì dalle 17 alle 20 sarà possibile usufruire del servizio della biblioteca direttamente all'interno del bosco, con il prestito dei libri, la lettura all'aperto e il prestito a domicilio. Un appuntamento pensato per riscoprire il piacere della lettura in un ambiente fresco e immerso nel verde. Chiudiamo ora il notiziario spostandoci ad Arzara perché la storia di Arzara attraverso le figure di sacerdoti e sindaci che nei secoli hanno guidato e rappresentato la comunità è il tema del nuovo libro di Fausto Ferreli, Sacerdoti e sindaci della villa di Arzana, che sarà presentato venerdì 7 agosto alle 18:30 nel sagrato della chiesa campestre di San Vincenzo. Il volume con la prefazione di Giuseppina Fadda raccoglie in ordine cronologico i nomi dei sacerdoti e dei sindaci che si sono succeduti ad Arzana, un lavoro frutto di una lunga ricerca tra biblioteche, archivi e fonti sul territorio, attraverso la quale l'autore ricostruisce un pezzo della memoria della comunità. Dopo 100 cose d'Arzana, pubblicato nel 2023, Ferreli prosegue così il suo percorso di ricerca sulla storia locale, concentrandosi questa volta su 2 figure che per secoli hanno rappresentato punti di riferimento nella vita collettiva, appunto il sacerdote e il sindaco. Il libro attraversa epoche e trasformazioni profonde, dalla storia della Chiesa a quella delle amministrazioni locali, offrendo al lettore una ricostruzione essenziale dei protagonisti e del contesto storico nel quale hanno operato. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.